Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Come ogni martedì in primo piano il nostro sondaggio, il tema del giorno al quale vi chiediamo di esprimere la vostra opinione attraverso una chiamata gratuita ai numeri consueti. L'argomento di oggi è quello relativo alle zone rosse, perché si infiamma il dibattito in tutte le città del Veneto tra chi sostiene la loro utilità e chi invece parla di mera propaganda. A Treviso si registrano tensioni a mille tra residenti, tra alleati nel centrodestra per l'istituzione appunto delle nuove zone rosse, mentre a Vicenza il sindaco chiede espulsioni più facili. Ma fibrillazioni continue, ve le abbiamo raccontate anche nel corso dei nostri telegiornali, si registrano anche a Padova e Mestre. Ecco dunque che vi chiediamo: zone rosse, strumenti utili o propaganda? Questo appunto l'argomento. Potete come sempre esprimere il vostro parere attraverso una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. Se per voi la risposta è sì, chiamate il numero sulla barra di colore verde 0422 162 6691. Se per voi invece la risposta è no, quindi si tratta di propaganda e di misure inutili, il numero è lo 0422 162 6690. L'esito del sondaggio come sempre verrà reso noto questa sera nel corso dell'approfondimento politico di prima serata Ring, in onda a partire dalle 21. Proseguiamo ora con la cronaca, torniamo a parlare del dramma che si è verificato ieri nel primo pomeriggio a Venezia, a Piazzale Roma, in area Tre Ponti, dove un albero molto grande è piombato al suolo abbattendosi sui passanti. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Venezia, dove abbiamo il nostro inviato Filippo Fois con Alberto Pivetta. A te Filippo, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. L'albero lo vedete qui al mio fianco, sono trascorse meno di 24 ore da quando è crollato su una quindicina di persone che si trovavano in quest'area di Venezia, che è un'area trafficatissima. Vi sta facendo vedere adesso Alberto Pivetta a Rio Novo, che è uno dei due canali che costeggiano Piazzale Roma, fa angolo con il Canal Grande. Alle mie spalle c'è Piazzale Roma, per cui questa è un'area affollatissima, anche dalle testimonianze che abbiamo raccolto questa mattina. Oggi, come potete immaginare, quest'area che è sottoposta a sequestro giudiziario è oggetto di un pellegrinaggio da parte dei veneziani, e molti hanno detto poteva andare addirittura peggio. Quest'area è talmente trafficata che le conseguenze potevano essere molto più gravi. Lo sono comunque, perché si contano alla fine 12 feriti, più che sono stati presi in carico dal SUEM alle 15 di ieri. 4 sono stati ricoverati all'ospedale all'Angelo di Mestre, sono i più gravi, tra cui una mamma di 35 anni che si trova ancora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata con possibilità di aggravanti, quindi la situazione è serissima. Era grave anche una cinquantenne che però è in via di miglioramento. Assieme a loro è stata ricoverata a Mestre anche i 2 bambini della 35enne. Tutti gli altri invece sono stati, anzi quasi tutti gli altri, sono stati ricoverati all'ospedale civile con traumi minori, l'ospedale di Venezia, più altre 3 persone che invece sono state ricoverate all'ospedale di Milano. Come detto, l'area è sottoposta a sequestro giudiziario, però le polemiche in città già ci sono. Noi però rimaniamo per ora sulla cronaca e vedete, forse al di là di quei rami c'è un chioschetto di bevande. Noi abbiamo intervistato pochi minuti fa il titolare di questo chiosco e abbiamo raccolto la sua testimonianza, che può andare in onda. Lei era aperto quando è caduto là? Sì, aperto sì. E cosa ha visto, cosa ha sentito? Io ho sentito solo caduto alberi, solo una voce io ho sentito forte, poi io esco fuori e ho visto tutta gente sotto gli alberi. Poi ho visto tanto male gente, una donna, tutte le 4, no, totale 1, 2, 6, 7 donne, anche 3, 4 bambini. Era qualche donna molto male. Però anche sentito, anche loro era controllato, alberi. Però cosa ha controllato?
Ieri non c'è vento, niente, però fortunato ieri meno gente qua dietro. Sì. Ah, perché in genere ce n'è di più? Sempre più, lo sai, gente ombra a sedere un attimo, ok, tanti taxisti quando lei lavorare, loro tutto fermare qui, capito? Sono fortunato io ti dico ancora meno gente, o più gente, più male, più grave. Voi vedi ancora sangue, tutto ieri pulito, lo sai, ieri... C'era molto sangue anche qui? Cos'è? C'era molto sangue, ha detto? Anche visto tanti sangue qualcosa, io ho iniziato acqua, salviette, gente ha aiutato che visto, dopo è arrivato polizia e ambulance dopo, però una cosa era, io ho mai visto in mia vita, la prima volta ho visto cosa, però qualche anno fa è caduto un albero, però quell'evento forte, però tardi, mezzanotte alle 2, però ieri non c'è niente, solo caduto, io ho sentito. Poi vedi quelle come marce, quelle cose, vedi, quella tipo era vedi. Come carta, vedi, toccati. È marcio, diciamo, non... Forse bisognava accorgersene. Bisogna controllare bene, io ho detto devi tagliare tutte le alberi grandi, però oggi cade questa, domani anche questa, altro giorno questo io ho visto cadere, noi chiamato dopo vigili del fuoco, dopo l'ho tagliato, vedo questa alberi, è pericoloso questa cosa, capito? Oggi questa, domani un altro, sempre. Inevitabilmente questo è il quesito che ci si sta ponendo in queste ore. Quest'albero andava abbattuto, era effettivamente un albero pericoloso, c'erano i segnali che poteva capitare qualcosa. Ultimamente sono stati riproposti anche dei post, per esempio di un tassista che lavora qui in zona, che già a marzo aveva detto che cosa aspetta il comune a intervenire. Noi certo non siamo esperti, per cui in questo caso lasciamo la parola a chi se ne intende di più. Poco fa però abbiamo anche incrociato un altro signore che era venuto come tanti a vedere qui la situazione, che ci ha detto che è un appassionato di botanica e insomma ci ha esposto la sua opinione. Sentiamo. Si capiva che doveva essere abbattuto, perché? Sì, perché se noi guardiamo le radici, l'apparato radicale, lo vedete, ha diversi colori. Io non vedo che abbiano fatto trivellazione per vedere la sanità delle radici dell'apparato radicale, per cui è una concausa. Poi cosa è successo? Proprio ieri c'è stata una mini tromba d'aria e ha creato l'effetto vela. E se non c'è l'apparato radicale ben saldo, diciamo, nel terreno, e Venezia purtroppo a pochi metri, diciamo, c'è la salsedine, per cui si deve allargare l'apparato radicale. E questo non è stato, per cui l'albero ha creato ieri, nel pomeriggio di ieri, eravamo alle 18:40, c'è stato un doppio fortunale, il secondo ancora più forte, e lì nasce l'effetto vela. Vuol dire che l'albero è caduto per natura, per l'effetto, diciamo, ma ci sono delle concause. Chi l'ha potato doveva verificare, se sono professionisti, l'apparato radicale. Perfetto. Nel frattempo ci ha raggiunto anche l'avvocato Matteo D'Angelo, che qua alle nostre spalle c'è il tribunale sia civile che penale ormai di Venezia. Matteo D'Angelo è molto attivo anche nella vita sociale e politica veneziana con Riprendiamoci la città. D'Angelo, lei che opinione si è fatto di quello che c'è qui? Guardate, le responsabilità penali verranno accertate dalla procura, ma qui le responsabilità civili, amministrative e politiche sono chiare, hanno un nome e un cognome: Francesca Zaccariotto. L'albero era evidentemente da abbattere. Poco distante abbiamo un esempio di un albero che è stato tagliato pur essendo sano. Questo albero bastava fare un carotaggio anche a livello della terra o comunque del tronco per vedere che è marcio. Lo si vede i tuoculi, diciamo noi, che è cavo all'interno, le radici sono marce. E mi chiedo che controlli siano stati fatti, visto che l'assessora ha dichiarato che pareva sano. Probabilmente sono passati, hanno visto che bell'albero. Le faccio una provocazione, Angelo. Molti dicono, insomma, quando noi vogliamo abbattere un albero poi si scatenano tutti i comitati per la difesa del verde, è diventata un'impresa poter tagliare un albero. Sì, ecco, anche qui
questo chi si occupa di cittadinanza, di vivere civile, che fa le lotte per la sicurezza, non sono solo le sicurezze relative ai coltelli, sono anche le sicurezze date dal poter stare all'ombra di un albero e non vedersi un ramo o un albero crollare addosso. Chi si occupa di cura dell'ambiente urbano, dell'arredo urbano, di tutela del verde, queste cose le conosce. Le battaglie sono decine quelle che sono state fatte nel comune di Venezia, nei comuni limitrofi della città metropolitana per la salvaguardia del verde, per avere più verde in città, per avere viali molto più alberati che sappiamo possono abbassare la temperatura delle città di numerosi gradi, e numerose battaglie sono state fatte per salvare alberi sani che sono stati tagliati per lasciare il posto al cemento. Questo era uno dei casi di alberi non sani, morti, che erano da tagliare, e sicuramente avremmo avuto un favore da parte della cittadinanza intera se fosse stato spiegato loro che questo albero, pur così bello in apparenza, era in realtà morto. Purtroppo ogni volta arriviamo in emergenza, ogni volta arriviamo a tragedie avvenute. Ci sono dei feriti gravi, c'è una madre di 2 bambini che lotta, l'abbiamo saputo, per la vita o la morte, e qui chi ha dirette responsabilità se ne esce con un pareva tutto bello. Non può finire così e non può essere così. Venezia non può essere abbandonata a questo stato di cose e a questi politici e amministratori pubblici che lasciano tutto ormai al caso e riducono tutto a una tragica fatalità. Grazie Matteo D'Angelo. Naturalmente in comune la si pensa in maniera diversa. Noi adesso, prima di restituire la linea, eccoci qui nuovamente, vi facciamo ascoltare che cosa ha detto l'assessore Francesca Zaccariotto proprio ieri mentre rientrava dal sopralluogo poco dopo che era caduto quest'albero. La linea poi può tornare allo studio. L'albero non presentava e non presenta anche adesso da caduto una situazione visibile di una malattia, di un fungo, di qualcosa che potesse dare dei segni visibili. Gli alberi dell'area interessata sono stati monitorati. Adesso ovviamente stiamo facendo tutti gli accertamenti. Quello che abbiamo potuto vedere dalla caduta dell'albero è che c'era un problema proprio alle radici dell'albero stesso. La città ha più di 400.000 alberi, per cui è chiaro che non possiamo controllarli ognuno singolarmente, però questi che sono collocati in queste aree come in altre vengono monitorate da parte dei tecnici. Ripeto, adesso abbiamo chiesto un accertamento che ci porti a capire com'è avvenuto il monitoraggio. Ecco dunque queste le parole dell'assessora Francesca Zaccariotto ieri nell'immediatezza del crollo dell'albero a Piazzale Roma. Proseguiamo ora con la cronaca che ci porta in provincia di Treviso. Siamo a Ponzano, dove si è registrato l'ennesimo caso di furto degenerato poi in rapina all'interno di un'abitazione nella quale vivono 2 coniugi. Ci racconta tutto in diretta Edi Caliman. A te, buongiorno Edi. Buongiorno Marta e buongiorno ai telespettatori. Siamo in via Postumia, a Merlengo di Ponzano Veneto, all'interno dell'abitazione dei 2 coniugi di 82 e 77 anni che ieri si sono trovati faccia a faccia con un ladro giovanissimo, pareva un 20enne, 25enne secondo i loro racconti, che è entrato in pieno giorno, erano circa le 3:15 del pomeriggio, in questa casa in Postumia, davanti esattamente alla strada principale che poi conduce al centro del paese, comunque una strada estremamente trafficata tutti i giorni della settimana. Coniugi che sono stati raggiunti poi da questo ragazzo a cui che hanno strattonato l'anziano signor Giuseppe e gli ha rubato la catenina. Siamo in loro compagnia, entriamo, permesso signora. C'è la signora Rosanna e il signor Giuseppe qui in nostra compagnia, è venuto a dare sostegno alla famiglia anche il sindaco Antonello Baseggio. Signora, insomma, che cosa è successo ieri? È successo che ieri ero fuori con il basculante aperto che facevo delle faccende. Mi sono distratta un attimo, sono andata per vedere se il bucato era asciutto e sono venuta dentro, ho chiuso il basculante, ho fatto tutto il giro, sono venuta qua, c'era mio marito sul divano che dormiva.
E io avevo detto vado un attimo di sopra e dopo, e sono arrivata alla porta, ho sentito un gran botto e ho detto Beppi, senti, tu senti io a botta? No, ha detto mi sì forte che c'è qualcuno di sopra. E no, gli ha detto se tutto sarà. Mi ho detto no, ho sentito e siamo andati su. Di sopra c'era tutto sarà e guardiamo da una parte, da che altra e da quest'altra, non si spieghiamo cosa che sia successo. Mio marito gli ha detto non può essere venuto dentro, per dove io venuto dentro? E mio marito torna su e mi ha detto no, bisogna che trovo, ho sentito. Prendo la porta della camera dei suoceri e mi ho trovato aperto e mi ho trovato questa persona davanti. Per me ho detto cosa ha fatto qua, ho sbagliato a casa. No, ho detto ti sei un ladro. E così è stata, è venuto su e ha trovato, mio marito ne ha sentito parlare e lo ha bloccato qua. E il fatto particolare è che parlava in dialetto? Sì, come me ne ha parlato. E ha detto sostanzialmente ho sbagliato. Ho sbagliato a casa. E suo marito, che adesso è qui, il signor Giuseppe, che è stato proprio poi strattonato da questo ragazzo, sì. Che cosa è successo? Ha provato qua ma non è stato capace di levarmi niente. Ho corso dietro fino al basculante che ho aperto che l'aveva chiuso e là mi ha strattonato, mi ha buttato per terra, mi ha fatto male il gomito e la spalla. Le ha rubato che cosa? Il girocollo che avevo. Un colpo. È stato il pronto soccorso a dei punti? No. Mi ha fatto una medicazione e qua mi hanno fatto i raggi, però non sono rotto. Ha preso un Qual è la sensazione? Una brutta sensazione. Non vi auguro a nessuno. Veramente ringrazio Dio che non mi è successo niente. Sì, se ha fatto male mio marito, ma poteva essere che di peso. È venuto qui, Marta, anche il sindaco Baseggio a portare la sua solidarietà. Sindaco, insomma, un fatto, l'ennesimo, che si verifica poco distante. Era successo anche lo scippo alla signora che era in bicicletta. Che commento possiamo fare alla luce di tutti questi fatti? Credo che la situazione che grava nella nostra società, ma ahimè anche in quella che rappresento, sia grave. Adesso, i signori anche li conosco personalmente e sono cose che poi ti toccano. Il fatto di essere violati nella propria casa, nella propria intimità, nella propria sicurezza, ma poi oltretutto quando un ladro viene scoperto uno dovrebbe, ahimè, nelle brutte cose capire che è andata male, andare via, invece prendersela con i più deboli, spingere a terra una persona che sia anziana o giovane poco importa, e strappare anche la collana dal corpo è un gesto di ulteriore violenza. Io penso che manchi anche la dignità di essere ladro e credo che questa società ormai abbia seri problemi di controllo del territorio e di educazione. Sono passati pochi giorni da quell'avvenimento brutto che abbiamo subito, questo è un altro. Io mi auguro che anche le forze dell'ordine prendano maggiore possesso della situazione. È vero che fanno quello che possono, sono anche in pochi, ahimè l'estate si avvicina e le nostre forze dell'ordine sfortunatamente vanno a coprire anche i litorali turistici, quindi perderemo anche le forze dell'ordine e questo è un maggiore aggravante. Io credo che a Roma presso il Ministero qualcuno si debba accorgere di quello che sta succedendo, perché Treviso non è più un'oasi felice, nel senso che stiamo bene rispetto alle parti d'Italia sicuramente, ma serve una maggiore presenza del territorio. Adesso so che a Treviso le cose stanno migliorando con il discorso della zona rossa, ma non possiamo far diventare qualsiasi paese, qualsiasi via zona rossa, cioè questo non è il sistema che funziona. C'è qualcosa che non va e qualcuno deve porre rimedio. Così, Marta, da Ponzano noi lasciamo tranquilli i signori Giuseppe e Rosanna e li ringraziamo ovviamente per la loro testimonianza. Ho versato un prosecchino. Ecco, facciamo festa, insomma, perché si va sempre avanti. È andata bene. Tutto sommato si va avanti. Certo. Marta, da questo quadro insomma, in cui si continua comunque a sorridere, nonostante tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Edi con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Noi ora con la cronaca ci spostiamo a Vicenza per raccontarvi un episodio singolare che si è verificato in città. Un uomo ha tentato di rubare nella sede della CISL, devastando macchinari
macchinette automatiche e bagni, ma è stato interrotto dall'arrivo dei vigilantes. Nel tentativo di scappare è caduto dal controsoffitto e si è ferito. Ma ci racconta tutti i dettagli Daniele Garbina. A te, buongiorno Daniele. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, confermo, siamo all'interno della CISL, in questo momento con me Daniele Zambon, che buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci racconterà proprio i dettagli, come dicevi, proprio siamo nell'ambiente che aveva tentato di depredare questa persona, ricordiamo un 44enne di origine nordafricana che era entrato forzando una finestra poco lontano da qui nel tentativo di recuperare dei soldi dalle macchinette, non sapendo che invece... Sì, che di fatto, voglio dire, ha trovato un ben misero bottino, perché noi qua in sede CISL Vicenza, insomma, dalle macchinette non è che abbiamo molto, non ci sono molti contanti, c'è qualche piccolo spicciolo, ma di fatto magari dell'utenza che passa. Tra l'altro le macchinette hanno anche un sistema proprio per consumare delle bevande anche tramite l'app, quindi c'è ancora meno refurtiva da poter recuperare distruggendo questi distributori automatici che trova qua. E la distruzione è cominciata ben prima, perché diceva è partito da una finestra che ha sfondato per poi farsi largo, venire qui e tentare di devastare queste macchinette. Poi sì, di fatto è entrato da un finestrone di un ufficio qui adiacente, sfondandolo, poi è arrivato qui alle macchinette distributori del caffè, e poi nel momento in cui c'è stato anche l'intervento tempestivo dei ranger, insomma abbiamo potenziato anche la vigilanza, quindi prontamente sono intervenuti, probabilmente preso dal panico si è rifugiato verso il bagno dell'utenza, che adesso si vede. Adesso stiamo proprio andando qui, vi portiamo a vedere, perché questa è la serie di danni che diciamo sono già stati ripuliti, adesso si vede una frazione, perché questa mattina voi avete già sistemato quello che era possibile fare. Sì, assolutamente, anche perché al di là della devastazione fatta all'interno degli ambienti c'era anche probabilmente poi questo malvivente si era anche ferito nel cercare di fuggire, di scappare dalla sede. Ecco, il collega adesso sta facendo vedere che cosa, sta entrando nel bagno. Sta entrando nel bagno, lui si è praticamente barricato all'interno del bagno, insomma dell'utenza, e poi ha cercato di sfondare una finestra utilizzando pezzi di sanitario, quello che trovava, e probabilmente poi colto dal panico si è anche nascosto sul controsoffitto, e di fatto il controsoffitto ha ceduto perché non tiene il peso di una persona, l'ha sfondato ed è crollato per terra. Tra l'altro era anche pieno di sangue anche qua per terra, perché si era anche ferito, quindi ovviamente. Sì, e questo è stato anche il motivo per cui una volta che è stato preso è stato prima innanzitutto portato in ospedale, sembrava molto più grave rispetto, perché il trauma cranico e altre ferite fortunatamente insomma è stato meno grave di come sembrava, però ha avuto questa conseguenza talmente insomma che ha potuto anche sostenere la mattina è un processo, l'udienza preliminare, un po' anche affiancato dal legale. Ecco, è importante capire questo, perché comunque è stato convalidato l'arresto di questa persona, che tra l'altro probabilmente, lì è tutto da verificare, non era neanche la prima volta forse che tentava un furto in questa zona. Voi avete patito altri danni e altri tentativi simili, no? Assolutamente sì, questa purtroppo per noi non è la prima volta che ci siano delinquenti che entrano all'interno della sede, anzi addirittura, se non sbaglio, è la quinta o addirittura la sesta volta che cercano di entrare nella sede per poi portare via cosa? Portare via questi pochi spiccioli dei distributori automatici di caffè. Purtroppo la beffa è che i danni che vengono fatti poi all'interno della struttura sono notevoli, perché c'è tutto il controsoffitto da rifare, tutti i bagni da rifare, quindi veramente paradossalmente sono più i danni che vengono fatti alla struttura che la refurtiva che poi viene portata via, insomma. Avete fatto una somma, una stima preliminare? No, al momento no, perché poi, ripeto, è successo nella notte tra domenica e lunedì mattina. Io sono venuto qui ieri mattina, insomma, per cercare di capire anche cosa era successo, e adesso quantificheremo, insomma, cercheremo di capire anche l'ammontare di questi danni. Comunque è importante anche mandare un messaggio in questo momento, proprio se queste macchinette hanno attratto l'attenzione di questa persona e di altre che magari tentano di emularlo, è importante dare
che messaggio? Ma il messaggio è molto semplice, veramente, cioè, all'interno di questi distributori automatici non si trovano soldi, ci sono poche monetine, perché è proprio l'utenza che magari prende un caffè, ma non stiamo parlando di centinaia di euro, stiamo parlando di pochi spicci. All'interno della sede della CISL di Vicenza, poi anche negli altri uffici non ci sono contanti, noi non teniamo contanti ovviamente, e quindi, e se ce ne fossero anche magari per qualche pagamento, che ne so, penso al CAF o quant'altro, vengono depositati immediatamente, quindi non c'è nulla da rubare, anche all'interno della struttura stessa, voglio dire, il materiale che noi abbiamo non è che stiamo parlando di un valore importantissimo. Purtroppo ogni volta sono più i danni che ci vengono arrecati che la refurtiva portata via, ma ripeto, non ci sono soldi all'interno della CISL di Vicenza, al di là di poche monetine, insomma, delle macchinette del caffè. Allora, per completezza della notizia, diciamo anche che nell'udienza è stato rinviato il processo di questo 44enne alla fine di luglio, con il giudice monocratico che intanto l'aveva giudicato, aveva ammesso, insomma, il tentativo di furto, che poi non ha portato a nulla, e soprattutto il fatto di essere sotto effetto di stupefacenti, insomma qualcosa era, e questo ha cercato, insomma, però il giudice, oltre ad averlo rinviato a giudizio, ha anche disposto, completato l'arresto, e ha disposto l'allontanamento da Vicenza. Almeno questa è una buona notizia, almeno questa persona non dovrebbe farsi più vedere da questa. Certo, per carità, dopo nel momento in cui noi siamo arrivati, insomma, anche vedere tutto il sangue che c'era anche della preoccupazione, chiaramente per lo stato di salute, adesso al di là di tutto, della persona stessa, quindi ben venga che comunque si sia anche ripreso velocemente, che la sua situazione di salute sia meno grave di quello che avevamo visto all'inizio. Poi è ovvio, l'auspicio è che non succeda più figure come la sua o altre che sono entrate all'interno della CISL. Torno a ripetere, io veramente lancio un appello accorato, perché qua dentro sono più i danni che vengono fatti, non abbiamo niente da portare via, al di là ripeto, quelle poche monetine delle macchinette del caffè, insomma, torno a ribadire questo concetto. Ecco, diciamo anche che un ladro acrobata in qualche modo è stato stupito anche lei nel vedere come si è riuscita poi anche a raggiungere queste finestre. Ricordiamo anche a Sandrigo sullo sabato avevamo fatto un resoconto di un altro ladro acrobata in casa insomma, di persone, insomma, stupiti della sua agilità. Sì, anche perché le finestre sono molto alte, quindi è dovuto anche arrampicarsi, insomma, proprio per cercare di entrare e di fuggire poi. Va bene, intanto la ringraziamo. Grazie a voi, insomma. Buona giornata, bocca al lupo. Grazie. Ecco, da Vicenza Marte è tutto, se non hai domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin con Alessandro Costa Curta, ed abbiamo un'ultima ora di cronaca che ci arriva da Mestre, dove è successo un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti due fratellini. No, le immagini che state vedendo sono relative a un incidente accaduto in autostrada. Questo che vi sto dicendo ora è successo poco fa a Mestre, in Viale San Marco. È accaduto che due fratellini di origine cinese di 7 e 8 anni stavano a bordo del tram percorrendo appunto Viale San Marco, sono scesi alla fermata Sansovino per raggiungere la mamma che lavora in un bar lì vicino. Dai primi accertamenti sembra che i due bambini stessero per attraversare la strada sulle strisce pedonali dopo essere scesi dal tram, quando un furgone in fase di sorpasso del tram li ha appunto travolti entrambi. Sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Mestre, sono tutti e due in gravi condizioni, uno sta per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Naturalmente vi forniremo ulteriori dettagli nel corso di questa e delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E poi abbiamo un altro episodio relativo a incidenti che si è verificato oggi in autostrada A4, appunto le immagini che stavate vedendo erano proprio relative a questo. Si tratta di un incendio di un mezzo pesante sulla carreggiata ovest in direzione Venezia dell'autostrada A4. L'auto articolato ha preso fuoco all'uscita del casello di San Stino di Livenza. Per
per consentire lo spegnimento delle fiamme e l'arrivo dei soccorsi. È stato chiuso il tratto tra Portogruaro e San Stino con uscita obbligatoria a Portogruaro e traffico deviato sul bypass della A28 per chi proviene da Trieste. Poi c'è stato anche un altro evento intorno alle 7:30 di questa mattina, ancora un incendio che ha devastato in questo caso un furgone che transitava sull'autostrada A34 Villesse Gorizia. Fortunatamente in entrambi i casi non ci sono state conseguenze per i conducenti dei due mezzi, che sono riusciti a uscire dai rispettivi abitacoli prima che il fuoco devastasse appunto camion e furgone. Quella di oggi tra l'altro è una giornata segnata dal bollino rosso sulle autostrade della nostra regione, con traffico intenso segnalato dalla concessionaria Autostrade Alto Adriatico, traffico intenso fin dal primo mattino, soprattutto per l'arrivo di mezzi commerciali dal centro-est Europa dopo 2 giorni di divieto della circolazione per il ponte del 2 di giugno. Ed ancora cronaca con purtroppo la tragica notizia del ritrovamento dei corpi di Stefano Pegoraro e Gianluca Stocchero, che erano scomparsi nell'Alto Vicentino la scorsa settimana. Sono stati ritrovati nel fine settimana gli scomparsi nell'Alto Vicentino, per cui si era attivata una poderosa macchina per le ricerche durata giorni. Purtroppo in entrambi i casi l'esito è stato quello fatale. Il primo corpo ad essere stato ritrovato è quello di Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano, scomparso lunedì della scorsa settimana. Inizialmente le ricerche erano scattate nell'area del rifugio Campogrosso, dove era stato ritrovato la sua auto. Alcuni oggetti personali erano stati poi rinvenuti sul versante vicentino del massiccio del Sengio Alto. L'impiego di un elicottero, droni, termocamere da parte delle squadre del soccorso alpino di Recoaro hanno infine permesso di ritrovare il corpo senza vita dell'uomo in località Le Due Sorelle, nei pressi del ponte tibetano. Stesso esito per il ritrovamento di Gianluca Stocchero, il 55enne valdagnese scomparso mercoledì scorso. Il suo corpo è stato ritrovato nel greto del torrente Agno a Spagnago di Cornedo Vicentino. Anche per lui erano scattate le ricerche incessanti per giorni da parte di vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile. I familiari si erano attivati per le ricerche anche attraverso i media nazionali. Per entrambi i casi le autorità stanno svolgendo accertamenti per stabilire le cause del decesso. Con la cronaca torniamo ora nel Trevigiano, a Roncade, dove l'intera comunità è in lutto per la scomparsa di Angelo Pavanetto, il tabaccaio morto schiacciato dal trattorino mentre tagliava l'erba sull'argine del Musestre. I mazzi di fiori davanti alla porta del negozio, la commozione di chi passa. È una comunità sotto shock quella di Roncade, dopo aver appreso della tragedia accaduta ieri sera sull'argine del Musestre e costata la vita ad Angelo Pavanetto, 60 anni, tabaccaio del paese. L'uomo, alla guida di un trattorino, stava tagliando l'erba e dopo aver falciato il giardino per tenere pulito anche attorno alla sua proprietà, era salito sull'argine del fiume a tagliare le erbacce. Cosa sia accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine. Fatto sta che o per un malore o perché il mezzo è scivolato sull'argine, il trattorino è finito nel canale intrappolando sotto Angelo Pavanetto. È stata una vicina a notare il trattorino capovolto, ha chiamato la sorella di Pavanetto e solo in quel momento si sono accorte che lui era sotto il mezzo. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e di carabinieri, tra i primi ad arrivare in via dei Mille anche il sindaco. Mi sono recato subito sul posto, erano presenti i pompieri, i carabinieri, il SUE, ma hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Angelo Pavanetto era conosciutissimo in paese, gestiva la tabaccheria in via Roma, prima con i genitori aveva gestito uno storico locale in centro. Tutta la famiglia è conosciuta perché hanno sempre fatto parte della comunità, la stessa sorella lavora da noi in municipio da tantissimi anni e quindi ci stringiamo al dolore suo e dei suoi familiari e di tutti i suoi parenti. Ed è l'intera comunità a stringersi alle 3 sorelle e al fratello, una persona buona e sempre disponibile per gli altri, dicono i compaesani, solare e ben voluto da tutti.
e lui aveva sempre un sorriso per tutti, non l'ho mai visto col broncio, aveva sempre una battuta, un modo per tirarti su di morale. Proprio il giorno prima l'avevo incontrato e in uno scambio di battute, quando sono entrato in negozio c'erano due signore e lui ha detto no, prima il sindaco che ha freddo, ho detto no, non voglio passare davanti a nessuno. Ci siamo fatti una risata e mai avrei pensato che il giorno dopo potesse accadere questo. È una brutta avventura per due diciottenni padovani bloccati sulla schiara nelle Dolomiti meridionali di Zoldo. Nel Bellunese i due escursionisti sono riusciti a telefonare a dare l'allarme dopo essere rimasti bloccati ad un bivacco a 2200 metri di quota in mezzo alla neve, troppa per poter affrontare in sicurezza la discesa. Sono stati tratti in salvo dall'elicottero del soccorso alpino ed ora il SUEM 118 valuterà se mettere in conto il recupero ai due diciottenni, una spesa piuttosto salata visto che costa 90 euro al minuto il volo dell'elicottero, lo ricordiamo, infatti c'è sempre l'appello da parte del SUEM 118 a fare una polizza assicurativa proprio perché in questo caso appunto le spese, come più volte detto anche dalla Regione del Veneto, sono a carico delle persone che spesso magari affrontano anche delle escursioni impegnative con imprudenza. Cambiamo ora argomento, lasciamo la cronaca per ora perché ci chiede la linea la collega Chiara Gaiani da Bassano del Grappa. Bassano del Grappa dove si è registrato un record di turisti proprio in occasione del ponte del 2 giugno. A te Chiara, buongiorno. Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Un assaggio d'estate partito proprio con il botto nello scorso fine settimana qui non solo a Bassano del Grappa con il collega Alessandro Costacurta. Ci troviamo sul Ponte Vecchio che è il simbolo di questa meravigliosa città, ma anche in realtà in tutta la pedemontana, quindi Marostica, ma anche poi insomma le zone dove ci sono i vari lanci con il parapendio, quindi tutto il Monte Grappa e poi anche il vicino Asolano, persone che ovviamente trovano una accoglienza e anche per chi arriva dall'estero la degustazione di prodotti tipici di quest'area che è davvero molto attrattiva, oltre a bellezze di tipo naturale e anche storico, quindi un assaggio d'estate che è andato davvero bene. Ricordiamo tra l'altro che per i paesi di lingua tedesca, quindi Germania, Austria, questo è il ponte dell'Ascensione ed è uno dei ponti estivi più importanti per queste persone, quindi tanti stranieri, anche tanti italiani arrivati da ogni parte d'Italia. Li ha incontrati per noi Vanessa Banzato, quindi io vi lascio alle interviste che ha raccolto Vanessa Banzato qui. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Alessandro Costacurta, la linea poi può tornare allo studio. Il lungo weekend appena trascorso ha portato tantissimi turisti a Bassano, dalla Germania, dall'Austria, ma anche da Francia e Danimarca, oltre alle regioni d'Italia. E che dire, la nostra Bassano piace davvero tanto. Perché nostro figlio ci ha regalato 4 giorni zona Conegliano e abbiamo scelto una delle città che a noi sembrava interessante, abbiamo fatto bene. Mi piace? Molto. Sì, condivido, arriviamo da Milano. E bellissima zona, bellissimi posti. Cos'è che vi ha colpiti di più? Il vino? No. Io sono venuta qui per bere. Sì, io apprezzo molto il paesaggio, la cura, l'ordine. Complimenti, veramente, zone fantastiche. È una posta molto piccola, è molto bello e sì, la campagna e questi prodotti della regione, il grappa, il vino, pasta, sì, tutto perfetto per noi. Sì. Perché Bassano? Perché Bassano? Perché la ragazza, tutta la famiglia della ragazza abitò a Varsania. E voilà. E la camera per le vacanze è magnifico. Le piace? È bella Bassano? È bella Bassano. The bridge in English, the bridge is beautiful, and the mercato, bene. Bassano is our love. We love this city, and we come
every year here. Wunderschön. Bella. Yeah. È la prima volta qui? The first time here? Yes, first time, yes. It's first time, it's marvelous, it's perfect. Mangiare va bene, prosecco va bene, you va bene. Grazie. Ciao. Ecco, allora queste le interviste tra i turisti raccolte dai colleghi di Bassano del Grappa. Ora passiamo alla politica per tornare a parlare della zona rossa e delle polemiche. Abbiamo visto il nostro sondaggio, la questione si sta allargando a tutto il Veneto e sta facendo molto discutere nelle varie città. Vi chiediamo infatti zone rosse, misura utile o propaganda, è il tema del sondaggio di oggi, per esprimere come sempre la vostra opinione attraverso le consuete modalità. Polemica sulla zona rossa che a Treviso sta dividendo le due forze di maggioranza, Lega e Fratelli d'Italia, tanto che il sindaco Conte annuncia una verifica di maggioranza. Nei prossimi giorni confrontarmi con il capogruppo Bertolazzi e col segretario Claudio Borgia per capire se si conoscono in questa maggioranza o se hanno deciso di fare un percorso diverso. Verifica di maggioranza all'indomani del duro comunicato del circolo di Treviso di Fratelli d'Italia. Al termine di una settimana di attacchi incrociati sul tema della zona rossa, il sindaco di Treviso forza la mano e decide di porre fine alla questione e verificare se i meloniani sono ancora dentro la maggioranza che governa la città o hanno deciso di prendere altre strade. Il rapporto col capogruppo Bertolazzi è ottimo, il rapporto con Claudio Borgia, segretario provinciale, è assolutamente ottimo e costruttivo, quindi non credo che ci siano particolari problemi. Se poi c'è qualche singolo consigliere che per motivi esclusivamente personali lancia sempre la palla in avanti e fa scatti in avanti, credo che quello sia un problema non della maggioranza ma di Fratelli d'Italia. Il riferimento è al consigliere Davide Acampora e alle sue affermazioni sull'allargamento della zona che fin da subito hanno innescato un botta e risposta dai toni sempre più accesi tra esponenti del Carroccio e meloniani, facendo leva sul tema della sicurezza in città, tema che evidentemente nessuna delle due forze politiche del centrodestra vuole cedere all'alleato avversario. Ricordo che Treviso è una delle città più sicure a livello nazionale, siamo nelle prime 3, questo non significa che le percezioni di sicurezza vada sempre nella stessa direzione, lavoriamo anche su questo, però che la zona rossa non diventi un ring per confronto politico o per discussioni della cittadinanza su un tema che intanto non è di nostra competenza perché riguarda la prefettura, il ministero e le forze dell'ordine e soprattutto deve essere un'opportunità e non un motivo di polemica. E sulla questione della zona rossa incalzano anche le opposizioni, non serve a nulla se non si danno strumenti alle forze dell'ordine. La zona rossa non è la soluzione per le questioni legate alla sicurezza. Chiaro e netto, il consigliere si fa portavoce di quello che è un pensiero comune tra le opposizioni, entrando a gamba tesa tra i compagni di squadra che sin da prima del via alla sua istituzione hanno fatto della zona rossa il loro terreno di scontro. Pareva infatti che la tanto attesa area super sorvegliata del quadrante di Via Roma dovesse essere la soluzione ai dissidi interni tra Lega e Fratelli d'Italia. Invece è diventata l'ennesimo punto di distanza tra gli alleati, con il consigliere Acampora che aveva espresso la volontà di estenderla e cambiarle nome. E se il sindaco Conte richiederà una verifica di maggioranza, il capogruppo del Carroccio di Treviso mette in chiaro alcuni aspetti. Tutte queste richieste che vengono fatte dal consigliere Acampora dovrebbero bypassare il comune, se vuole dire, chiama il ministro, espressione tra l'altro di Fratelli d'Italia. Non è neanche corretto una presa di posizione a volte che sembra finalizzata a slogan puramente politici. Alleati che, per quanto si tenti di risanare i rapporti, sembra non esserci punto d'incontro. Lapidario, Schiavon sulla zona rossa, bene, ma basta utilizzarla come pretesto.
C'è una zona un attimino sopra le righe, sì, dobbiamo lavorarci, sì, dobbiamo farlo in silenzio però, senza creare malumori. Purtroppo ci sono delle regole che vanno oltre l'aspetto amministrativo, secondo me ci vorrebbe quello che chiede tutti, insomma, io non penso che ci sia nessuno che non sia d'accordo con quello che dico, ci vorrebbe una certezza della pena sicura. Le opposizioni intanto incalzano l'episodio di Via Collalto, ne è una testimonianza, la zona rossa non basta, serve dare risorse alle forze dell'ordine. Bisogna fare degli interventi sicuramente in termini di prevenzione e di contrasto agli episodi di violenza, su questo non ci sono dubbi, ma finché mancano le risorse umane per poterlo fare, qui sta il problema. Allora, visto che la destra è al governo non solo della nostra città ma anche del paese, di questo dovremmo parlare, e invece tutte le cose vengono utilizzate semplicemente per uno scontro politico che non fa bene né a Treviso né in generale a risolvere il problema. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, spazio di approfondimento dedicato al patrimonio di edilizia popolare pubblica, perché abbiamo qui con noi, e lo ringraziamo per essere il nostro ospite, Mauro D'Alzilio, presidente dell'Ater di Treviso. Buongiorno Presidente, grazie. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo da un tema che ha un po', come si può dire, acceso i riflettori nazionali sulla provincia di Treviso per quanto riguarda l'Ater, con questa particolare iniziativa che è stata siglata proprio la scorsa settimana in collaborazione con l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, appunto, che prevede dei corsi, possiamo chiamarli di educazione civica, possiamo chiamarli di bon ton, per usare un tema diciamo preso da altri argomenti, dedicato agli inquilini che appunto vivono nelle case Ater. Di cosa si tratta e come è nata questa idea? Certo, è un'iniziativa che nasce grazie alla collaborazione dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, quindi con la Presidente e il Sindaco Paola Roma, dove questa associazione vuole fare dei corsi per creare delle figure che possono essere dei riferimenti per le scale, per i condomini, per quelle situazioni dove tante volte ci troviamo degli utenti che magari non sono proprio abituati alla vita normale, che per noi consideriamo normale, ma per loro è una cosa nuova. Quindi all'educazione di quello che è il piccolo risparmio per accantonare il piccolo affitto che noi richiediamo, a quelle che sono le spese condominiali, ma anche semplicemente alla vita comune tra gli inquilini. Quindi, vista la volontà dell'associazione dei comuni di fare questo progetto, abbiamo pensato di sostenere noi come Ater Treviso i costi, che stiamo parlando di circa 15.000 euro, per formare queste figure che andranno ad interfacciarsi direttamente con queste scale, con questi condomini. Noi siamo estremamente convinti che, vista l'impegno economico non estremamente esoso, se riusciamo a riprendere qualche situazione prima che esploda, sarà già un grande successo per noi, perché tante volte, come abbiamo detto anche nella conferenza stampa fatta nella presentazione del progetto, ci troviamo a volte con degli alloggi che ci vengono abbandonati in situazioni drammatiche con costi estremamente importanti. Questi costi possono essere evitati se dall'altra parte abbiamo un inquilino che è informato su quello che deve fare, quindi noi a braccia aperte abbiamo accolto questa iniziativa, abbiamo voluto essere parte attiva finanziando proprio questi corsi. Ecco perché, Presidente, uno dei problemi che purtroppo vi trovate spesso a fronteggiare è proprio quello di comportamenti scorretti da parte di inquilini nei confronti di quello che è un patrimonio pubblico, perché la casa popolare, insomma, ovviamente fa parte di un patrimonio pubblico, di un patrimonio della collettività, e deve essere ben mantenuta. Purtroppo vi siete trovati di fronte anche a delle situazioni davvero critiche, di immobili devastati, o comunque molto spesso si sente parlare anche, no, di litigi, di questioni poi fra condomini, tra chi magari si comporta bene e chi meno.
Certo, come tante volte io dico, tanti dicono che l'abitazione è un diritto, ma l'abitazione deve essere anche un dovere. È un dovere reciproco nella convivenza e nei rispetti delle regole. Sono convinto che chi a volte per situazioni non imputabili a loro si trovano in difficoltà e quindi hanno la possibilità di utilizzare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quindi con affitti estremamente bassi, devono essere rispettosi anche di quelle persone, quelle giovani coppie che si sobbarcano un mutuo per gran parte della loro vita e quindi si trovano ad affrontare spese importanti. Quindi è una fortuna per chi ha la possibilità di utilizzarle, ma deve essere anche un dovere nel rispetto della cosa pubblica, perché se noi trasmettiamo questo messaggio che i nostri utenti abbiano rispetto per la cosa pubblica, sicuramente potremo avere un patrimonio che si gestisce e si mantiene in miglior modo. C'è qualche esempio che vuole raccontarci, Presidente, che l'ha fatta un po' arrabbiare? Ce ne sono tanti e quindi non so se il tempo ci basta, però quello che tante volte succede è l'abbandono degli alloggi, perché certi utenti, onde evitare magari di pagare le ultime rate o qualcosa, abbandonano senza dirci assolutamente nulla. Noi veniamo a sapere di queste cose grazie. Se ne vanno praticamente. Se ne vanno e scompaiono da qualsiasi circuito. Veniamo a sapere di queste cose grazie alle informazioni del vicinato. E per questo non è che noi possiamo il giorno dopo intervenire ed aprire e mettere a disposizione l'immobile, ma dobbiamo fare con le anagrafi dei comuni tutti i percorsi di reperibilità e quegli alloggi rimangono abbandonati e dopo magari riempiono i titoli dei giornali, magari per un anno, per dichiarare che la persona non è più reperibile. Un'altra cosa che è estremamente difficile sono gli abbandoni delle auto. Quando un'auto viene abbandonata o perché c'è un fermo amministrativo o perché l'inquilino scompare, perché succede anche questo, noi non possiamo spostarle e ci succedono dei casi, come abbiamo visto anche in altre realtà, nel garage, quindi abbandonate nei garage, che ci bloccano i CPI, i certificati di prevenzione incendi, quindi mettendo anche in discussione l'utilizzo dell'immobile. Quindi per questo noi vogliamo che la gente sia informata nel miglior modo possibile e grazie a questa cosa vogliamo portarla avanti in modo tale da cercare di evitare queste situazioni che ci portano via una montagna di tempo e non ci permettono di rimettere in circolo quegli alloggi che a volte sembrano abbandonati ma sono bloccati dalla burocrazia. Magari sono anche pieni ancora delle cose del precedente inquilino. Estremamente pieni, però come sa, se l'inquilino che scompare ci rilascia una dichiarazione che c'è il disinteresse delle cose che ci sono dentro, che gran parte delle volte sono di poco valore, perlomeno noi siamo autorizzati a liberarlo immediatamente, anche se questo dovrebbe arrangiarsi il proprietario. Sì, perché comunque è a spese, di tutti quanti. Però capiamoci che un abbandono senza nessuna autorizzazione dobbiamo fare tutta una procedura perché il tribunale ci dichiari che possiamo eliminare il materiale che c'è dentro, ci porta via una montagna di tempo, di risorse umane e di spese di soldi. Quanti ce ne sono di casi di questo tipo, tanto per avere un ordine di grandezza? Allora, Atar Treviso ha un rientro circa all'anno di 200 appartamenti e mi viene da dire che circa la metà si trovano in queste condizioni. Sono tanti. E quando noi andiamo a liberare un appartamento che viene abbandonato, noi abbiamo spese che possono girare dai 5 ai 20-30 mila euro a seconda di quello che troviamo dentro. Moltiplicato per questi numeri alla fine. Sono numeri esagerati che con questa spesa noi, come dicevo prima, se riusciamo ad evitare 2-3 casi all'anno, per noi è già un successo, perché ci abbiamo guadagnato e un po' alla volta inculchiamo un'educazione nei nostri inquilini. Ecco, c'è anche un'altra iniziativa, Presidente, che tra l'altro verrà presentata domani, che coinvolge i ragazzi, coinvolge i giovani, anche questo è molto bello proprio in questo spirito, no, che voi state cercando di portare avanti. Certo, questo è un bellissimo progetto che domani va alla premiazione, saremo al chiostro di Santa Caterina di Treviso, dove grazie al coinvolgimento degli alunni del liceo artistico di Treviso abbiamo fatto un progetto che si chiama il progetto Formella. Come sappiamo o vediamo, negli alloggi nati nel dopoguerra, quindi a seguito del piano Fanfani, quando c'era l'Ina Casa, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica erano
vengono evidenziati da una formella in ceramica affissa all'ingresso dell'edificio. Ricordiamo la rondine, ricordiamo tanti esempi che ci sono ancora nel nostro territorio. Se andiamo nella zona di San Paolo, San Liberale, ce ne sono tantissimi. Quindi con i ragazzi, grazie anche al supporto del preside, degli insegnanti e anche al personale di ATER, abbiamo fatto delle visite a quelli che erano tutti il quartiere di San Liberale, tutte le visite, e i ragazzi hanno riproposto delle formelle, quindi le hanno fatte, le hanno cotte, le hanno realizzate. C'è stata una giuria di artisti del nostro territorio che hanno giudicato questi progetti, e noi andremo a premiarli domani. Ma queste formelle andranno proprio inserite in tutti quelli che sono gli edifici che hanno goduto dei finanziamenti PNRR, quindi pensiamo agli efficientamenti energetici che abbiamo fatto nel territorio o alle nuove costruzioni che stiamo realizzando adesso. Il progetto non vuole essere fine a se stesso, perché la formella identifica sì un fabbricato e una tipologia di fabbricato, ma abbiamo voluto proprio coinvolgere i ragazzi per far capire quello che è l'opera dell'azienda dell'ATER Treviso per l'edilizia residenziale pubblica, quindi quello che è l'impegno per cercare di andare incontro a tante situazioni che si trovano oggi impossibilitate ad andare in cerca nel libero mercato, quindi sensibilizzare questi giovani che saranno il futuro del nostro territorio. Ecco, a tal proposito, Presidente, come siamo? Com'è la lista d'attesa? Perché sappiamo che purtroppo ci sono tante situazioni di difficoltà e la risposta non può soddisfarle tutte. Allora, penso stiamo parlando di Treviso principalmente, sì, perché è la piazza che richiede di più. La graduatoria di Treviso era di circa 800 domande e 600 persone in graduatoria. Possiamo dire tranquillamente che noi siamo all'incirca al 300, quindi metà delle persone sono state sistemate. Lei capisce che avere 300 appartamenti a disposizione non è sicuramente una cosa semplice, ma ci siamo riusciti. Proprio in questo periodo ATER Treviso si è messa di nuovo a disposizione del comune di Treviso, che è il comune principale, per la raccolta, perché voi sapete che le graduatorie ERP hanno validità di anno in anno e possono essere rinnovate solo di una volta, quindi ai 2 anni la graduatoria va rifatta. Questo può essere anche un invito per chi ne ha bisogno di rivolgersi al comune di Treviso, dove ci saranno gli operatori di ATER. Stiamo facendo la raccolta. Ricordo che solo per i residenti del comune di Treviso. Chi risiede in altri comuni deve rivolgersi o ai servizi sociali del proprio comune o utilizzare lo sportello elettronico che è a disposizione di tutti. L'ascorrimento, come diceva lei, non siamo riusciti a dare un alloggio a tutti quanti i richiedenti, però siamo arrivati alla metà ed è già un buon risultato. E già questo ci fa capire anche quanto si diceva all'inizio, no? Di quanto sia importante prevenire questi episodi di abbandono che magari poi bloccano l'alloggio per mesi, se non addirittura per anni, alloggi che potrebbero invece appunto andare a soddisfare il bisogno di queste persone che effettivamente ne hanno la necessità, no? Certo, e noi cerchiamo di avere sempre materiale nuovo ad ogni scadenza di bando, e è sotto gli occhi di tutti che noi nella zona dello stadio di Monigo adesso andremo verso fine anno all'ultimazione di quel cantiere con 32 alloggi, un po' più giù in via Bassa ne abbiamo altri 24 e sono stati appaltati proprio in questi giorni ulteriori 16 più 16, quindi altri 32 alloggi, quindi materiale ne abbiamo e vorrei ribadire anche di estrema qualità, perché noi andiamo fuori come previsto dalla normativa con alloggi in A4, con terrazzi importanti, quindi con alloggi di estrema qualità e di gradevoli da abitare. Insomma, alloggi che tante persone, anche facendosi il mutuo, se li sognano in classe A4, no? Ed è proprio questo che volevo dire io, che vorrei che ci fosse rispetto per quelle persone che si sobbarcano un mutuo per il resto della loro vita, e quindi non è tutto dovuto, e chi ha la fortuna
deve avere rispetto anche per queste persone. Ecco, quindi capiamo naturalmente che sono degli investimenti molto importanti questi, sia per quanto riguarda le nuove edificazioni, sia naturalmente anche per quanto riguarda le ristrutturazioni. C'è stato un importante innesto di liquidità con i fondi del PNRR. A che punto siamo in questo senso? Ce la faremo a rispettare i termini previsti da questi bandi, perché sappiamo insomma che sono tempi piuttosto stringenti? I tempi sono estremamente stringenti. Noi oggi abbiamo 3 cantieri importanti che sono, come dicevo prima, in Via Bassa e a Monigo, quindi con 16, 16 e 24 alloggi. Noi stiamo monitorando, vorrei dire quotidianamente, le imprese, le aziende perché rispettino i tempi. C'è qualche difficoltà nel reperimento di materiali, però noi gli stiamo col fiato sul collo perché questo possa essere rispettato. Fondi importanti che oggi stiamo utilizzando, però vorrei anche ribadire che siamo sempre alla ricerca di nuovi finanziamenti. Non è cosa di molto tempo fa che la Regione ci ha liberato un fondo che era previsto dalla legge 39, che è quella che governa l'edilizia residenziale pubblica, dove ci hanno lasciato a tutte le ATER venete una percentuale che per ATER Treviso è di circa 400-500 mila euro che reinvestiremo immediatamente nei riatti. La Regione Veneto proprio in questi giorni ha pubblicato una delibera dove ha messo a disposizione importanti cifre che saranno per riatti di alloggi, e anche qua ci stiamo muovendo e siamo proprio in contatto con i funzionari della Regione per muoverci in questo, e la Comunità Europea ha messo a disposizione dei fondi PNRR per i riatti. Qui abbiamo aperto un bando perché dobbiamo affidarci a delle ESCO, che sono delle società esterne, per i riatti degli alloggi, quindi siamo l'unica ATER veneta che ad oggi ha già aperto, perché crede nella possibilità di migliorare la qualità, perché migliorare un edificio non è solo dargli un vestito nuovo, ma è dare delle possibilità maggiori agli inquilini, perché andiamo ad efficientare degli alloggi che magari non sono così proprio performanti a livello energetico. E quindi lo sappiamo questo quanto incide poi nelle quelle che sono le spese condominiali. L'abbiamo visto per esempio con gli edifici del Biscione a Treviso, dove c'è stata una differenza non da poco, no? Dopo la riqualificazione, visto che le spese condominiali erano 10 volte tanto quello che pagavano di canone d'affitto, no? Proprio perché si trattava di edifici da riattare. Certo, il Biscione è stato il Biscione San Paolo, quell'edificio di circa 107 unità, dove abbiamo una centrale termica comune, abbiamo delle tubazioni che girano nello scantinato che vanno ad alimentare le 8 scale. Sicuramente a livello energetico era importante, e là come consiglio di amministrazione siamo stati in maniera unanime decisi ad intervenire scala per scala, creando degli impianti fotovoltaici con delle pompe di calore, in modo tale da abbassare le spese condominiali e rendere appetibile di nuovo quegli alloggi, perché è facile dire andiamo a costruire nuovo, ma avevamo una ventina di alloggi là che non assegnavamo perché sapevamo che sarebbero stati soggetti a non pagare le spese condominiali, morosità perché spese troppo alte. Abbiamo fatto questo intervento che cuba circa 2 milioni di euro, quindi con 8 impianti da 20 kW, pompe di calore, accumulatori, dove va tutto a beneficio dei nostri inquilini. Grazie, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Mauro D'Alzilio, presidente di ATER Treviso. Linea ora alla regia per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Villafranca Padovana per tornare a parlare del caso dell'omicidio di Michael Boschetto. Un video fatto con il cellulare della vittima è stato scoperto qualche giorno fa dal papà. Ci racconta tutto in diretta Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Villafranca, ed è proprio Giacomo Friso, il 34enne in carcere per l'omicidio di Michael Boschetto, ad essere inquadrato in questo video di 25 secondi che abbiamo appena visto. Ce l'ha mostrato proprio il papà di Michael Boschetto. In questo video si vede il 34enne che è accusato dell'omicidio tenere in mano appunto il cellulare e si riprende dentro casa, quindi ha appena attraversato la strada che è alle mie spalle, è entrato dentro casa
casa, accende la televisione, la musica ad alto volume e, quel che è più inquietante, utilizzando il cellulare della vittima fa il segno della vittoria. Sono immagini che hanno sconvolto profondamente la famiglia di Michael Boschetto e la fidanzata, che l'hanno trovato questo video sbloccando dopo mesi il cellulare di Michael per cercare qualche foto, ricordo del ragazzo. Ora questo video è nelle mani della procura, è stato acquisito come prova nonostante le indagini siano state chiuse e verrà portato a processo il prossimo 11 settembre, ma quel che è stato fatto notare dal papà di Michael Boschetto è che nel volto di Giacomo Friso non ci sono segni di colluttazioni o ferite. Infatti la difesa del ragazzo sostiene che lui ha reagito durante un'aggressione, invece non si vede. Questo è un particolare molto importante che potrebbe essere determinante per il processo. Nel video si vede appunto Giacomo Friso farneticare qualche parola, è visibilmente alterato, e soprattutto questo gesto della vittoria, ancora un dolore che aggiunge dolore al dolore appunto di questa famiglia, che dal 27 di aprile del 2024 appunto deve fare i conti con la perdita di un figlio. Ovviamente nelle edizioni serali dei nostri telegiornali vi faremo sentire l'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa al papà di Michael Boschetto e vi mostreremo appunto questo video che risale proprio alla mattina del 27 aprile del 2024, quando questo efferato delitto è stato consumato qui a Villafranca Padovane. La linea ora può tornare allo studio. Grazie Valentina, noi continuiamo con la cronaca giudiziaria e torniamo a parlare del processo per l'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano, scarcerato uno degli imputati, considerato il mediatore tramandante ed esecutori del delitto, mantenuto per lui l'obbligo di dimora a Treviso, così pure l'accusa di omicidio in concorso, ma in attesa della sentenza è libero. È stato scarcerato Juan María Beltre Guzmán, uno dei 5 imputati a processo per l'omicidio a Conegliano il 23 giugno del 2023 della 72enne Margherita Ceschin. Dopo 2 anni di custodia cautelare in cella, il 44enne dominicano lascia il carcere. Per lui rimane solamente una misura blanda, l'obbligo di dimora a Treviso. Così ha deciso la Corte d'Assise, di fronte alla quale è in corso il processo per la morte della Ceschin, la cui uccisione, secondo la procura, sarebbe stata commissionata dall'ex marito Enzo Lorenzon, 80 anni, mentre di mettere in contatto quest'ultimo con gli esecutori materiali del delitto, secondo il quadro accusatorio, si sarebbe occupato proprio Guzmán, ma il suo ruolo con l'andare del processo è stato a lungo dibattuto. È una decisione importante da parte della Corte d'Assise, la quale tuttavia ha ritenuto di non al momento derubricare il fatto, così come ipotizzato da me al momento della presentazione dell'istanza in favoreggiamento. Ha mantenuto la Corte d'Assise l'ipotesi al momento del concorso in omicidio volontario premeditato, ritenendo comunque in accoglimento della mia richiesta subordinata di poter concedere una misura cautelare molto lieve, che è quello di un obbligo di dimora nel comune di Treviso. Non è il primo imputato in processi per omicidio nella Marca a lasciare la cella malgrado il pesante capo d'accusa. I giudici hanno adottato la stessa linea con Sergio Miglioranza, il 75enne condannato per aver ucciso nell'incendio della sua abitazione a Castagnole la moglie Franca Fava e l'amica Fiorella Sandre, ma anche il 20enne Elia Fiorindi, che deve scontare 10 anni per aver accoltellato a morte in un parco a Varago il 17enne Aymen Adda Benameur. I due, anch'essi difesi dall'avvocato Crea, stanno scontando la pena ai domiciliari. Un soggetto stabilmente radicato nel territorio, secondo i giudici Juan María Beltre Guzmán, e un ruolo il suo non di esecutore materiale del delitto. Questi elementi hanno favorito la decisione di alleggerire la misura restrittiva. È l'ipotesi difensiva che secondo noi si è molto ridimensionato non solo il suo ruolo ma la sua partecipazione, che non esiste. Al momento la Corte d'Assise su questo punto non ha fatto una riflessione o motivazione derubricando il fatto. Ma lei si aspetta una derubricazione del reato? Sì, assolutamente sì. Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, devo dire che anche precedentemente alla fase cautelare li avevo evidenziati, non danno la certezza di una sua compartecipazione nell'organizzazione dell'omicidio.
Scusate, cambiamo argomento, ora andiamo a Treviso per parlare di primo soccorso con una interessante iniziativa che è stata presentata in comune. Ci colleghiamo in diretta con Casugana dove c'è Elena Dal Forno. A te Elena, buongiorno. Eccoci in diretta, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna 3, Elena Dal Forno per voi da Casugana ed Edoardo Paris alla parte tecnica. Siamo qui con l'assessore al sociale Gloria Tessarolo e con Simona Cardarelli, presidente provinciale della Croce Rossa Italiana. Un'iniziativa bellissima che adesso vi farò spiegare dall'assessore Gloria Tessarolo, che metterà in campo domenica a Treviso 10 squadre della Croce Rossa per mostrare durante le gare regionali tutto quello che fanno gli operatori, i volontari della Croce Rossa. Diamo subito la parola all'assessore per spiegarci questa bellissima iniziativa. Sì, domenica Treviso sarà invasa di volontari, saranno tantissimi volontari della Croce Rossa provenienti da tutto il Veneto, loro faranno le gare ma poi ci sono delle occasioni in cui incontrarli, conoscere la loro attività e soprattutto comprendere il valore del loro volontariato e delle nozioni di primo soccorso. Quindi in qualche modo l'amministrazione l'ha sentito subito nelle sue corde, Treviso si è messa a disposizione, chi verrà a Treviso domenica troverà questa bellissima invasione di colore rosso di queste magliette dei volontari, ma soprattutto campi gara che saranno davvero d'effetto. Ecco, non ci si spaventi quindi se troviamo magari un manichino tutto sporco di sangue per terra, stanno lavorando per noi. No, addirittura saranno persone, cioè vere, comparse, verranno truccate. Io ho delle aspettative bellissime, consiglio alle famiglie di venire con i bambini e a tanti ragazzi di venire a conoscere questa bellissima realtà che sapete opera in Italia ma anche all'estero, lo vediamo tutti i giorni nei nostri telegiornali, perché non approfittare e venire a conoscere da vicino cosa fanno e quali competenze mettono in gioco. Ecco, chiediamo proprio a Simona Cardarelli quali sono le competenze che vengono messe in gioco e come si svolgerà questa giornata dell'8, ma attenzione perché c'è un prologo il 7 di cui poi sveleremo qualcosa. Allora per svelare il 7 parto dall'8. Bene, questa città, come diceva bene l'assessore Tessarolo, si riempirà di divise di Croce Rossa rosse e bianche. Sarà un fiume e le postazioni sono 10 postazioni di gioco, 10 squadre provenienti da tutti i comitati del Veneto e una squadra che è fuori concorso viene dalle Marche e un'altra squadra è l'Ente Nazionale Sordi che con noi collabora. Le scene saranno modello roleplay, quindi saranno giochi di ruolo con volontari non solo che competeranno con le loro competenze sanitarie e non, ma si vedrà tutta la trasversalità di Croce Rossa che non è soltanto il primo soccorso, una parte importante è il primo soccorso, però anche il diritto internazionale umanitario, il sociale, l'approccio con gli altri, i giovani, la sicurezza e tutto ciò che riguarda la strategia 2030 che è una strategia verso la gioventù, d'accordo insomma anche con la linea del governo. E quindi io vi invito a venire a vedere i nostri simulatori che sono volontari formati con la simulazione di gioco, quindi sono professionisti della simulazione, quindi renderanno tutto molto realistico, quindi non si spaventasse nessuno se sentite urli infiniti. E i truccatori sono anche loro formati con corsi di formazione specializzati sul trucco sanitario e non, quindi si metteranno in gioco anche loro e queste 10 squadre si sfideranno. Quello che è importante anche, oltre alle squadre che si sfideranno nelle loro professionalità di tutte quelle che sono le attività e le mission di Croce Rossa, c'è in Piazzetta Rinaldi, che credo che sia emblematico per il comune, il villaggio CRI. Nel villaggio CRI saranno presenti delle postazioni per la popolazione, cosa facciamo sul territorio, in che modo lo facciamo e che cos'è Croce Rossa, quindi vi invitiamo a essere partecipi tutti. Ecco, poi la sera prima, cioè il 7 alle 7, quindi sabato 7 giugno alle 7 di sera a Santa Caterina, verrà svelato uno scudo blu. Che cos'è questo scudo blu? È una delle altre attività che fa Croce Rossa, ovvero si occupa di diritto internazionale umanitario e quindi scuderà in qualche modo un bene culturale, perché sappiamo che in tempo di guerra i beni culturali sono protetti non solo dalla Convenzione di Ginevra, ma diciamo hanno una super protezione anche da parte della Croce Rossa e quindi Santa Caterina verrà scudato. Ecco, che cosa significa esattamente? Nasce da una campagna fatta tra il Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana e il l'ANCI,
dove è la nostra cultura, proteggiamola, quindi un bene culturale non è soltanto un bene prezioso che di per sé è già protetto, ma anche per quello che riguarda il diritto internazionale umanitario, la Convenzione dell'Aia, e anche la protezione di un momento in cui non si deve distruggere quella che è la nostra cultura, quello che è il nostro tempo, per permettere che durante i conflitti armati non ci sia la possibilità di distruzione. Ecco, quindi vi aspettiamo sabato 7 giugno prima di tutto al Museo di Santa Caterina e dopo l'8 dalle 10:30 in Piazza dei Signori, dove sfileranno tutte le squadre e poi si daranno battaglia lungo tutta la città, quindi toccheranno tutti i luoghi simbolo, quindi il Duomo, Piazza dei Signori, la Pescheria, Piazzetta Sant'Andrea, e quindi vedrete tutti questi volontari in giro per Treviso. Mi raccomando, non prendete paura, ma anzi avvicinateli e cercate di capire che cosa fanno per noi sul territorio. Queste squadre poi, la squadra vincitrice andrà poi a Roma a sfidarsi nella gara nazionale. Ecco perché è importante dunque ospitare questo tipo di manifestazioni. Io restituisco la linea e ci diamo appuntamento ai telegiornali della sera per ulteriori informazioni. Grazie Elena, noi cambiamo l'argomento, andiamo a Padova per tornare a parlare della scomparsa dell'imprenditore Giancarlo Pavin, una figura molto legata al territorio e alla sua gente. In molti hanno voluto ricordarlo in questi giorni in attesa del funerale. Sarà celebrato giovedì prossimo alle 15:30 in Duomo a Cittadella l'addio a Giancarlo Pavin, lo storico fondatore del Cittadella Calcio insieme ad Angelo Gabrielli. È mancato improvvisamente domenica scorsa. Per lui fatale una caduta dalle scale. In molti hanno voluto ricordare l'83enne imprenditore come la presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron, che dice è stato un riferimento e lo sarà anche in futuro per tutto il mondo imprenditoriale veneto e per le giovani generazioni. Sentito anche l'omaggio dell'ex sindaco della città murata e attuale sottosegretario al Made in Italy, Massimo Bitonci. Ricordo con piacere la sua acutezza, le sue battute e l'ironia, i consigli anche in ambito amministrativo che non lesinava, ad armi, uomo di nota generosità e attaccamento alla comunità anche in ambito sociale. Anche l'attuale primo cittadino di Cittadella, Luco Pierobon, ha voluto celebrare la memoria di Pavin. Ci ha lasciato una personalità importante, un uomo che amava lo sport e che ha dato tanto al territorio. Pulizia del Verde. I migranti ospitati all'ex caserma Serena di Casier saranno impegnati nel mantenimento delle aree verdi pubbliche, soprattutto per la pulizia e la raccolta dei rifiuti abbandonati. È stato rinnovato l'accordo di collaborazione tra il Comune di Casier e la cooperativa Nova Facility. Mettiamo in atto nel territorio di Casier degli ospiti che danno un aiuto alla possibilità di poter essere istruiti, ma anche andare a fare dei lavori socialmente utili nell'ambiente. Rinnovato a Casier l'accordo tra amministrazione, Proloco e richiedenti asilo del centro di accoglienza gestito da Nova Facility per la realizzazione del progetto verde. Siamo riusciti dall'anno scorso a trovare questa complicità tra l'amministrazione comunale, il Proloco e la Nuova Facility con l'avallo del prefetto. I ragazzi saranno seguiti dall'amministrazione che ogni settimana affiderà loro un luogo al quale dedicarsi, favorendo così anche la conoscenza del paese e delle persone che vi abitano. Una collaborazione con importanti finalità sociali che da un lato mira a coinvolgere i richiedenti asilo o ospiti dell'ex caserma Serena in attività di volontariato, dall'altro è volta a sensibilizzare loro e i cittadini alla cura dell'ambiente e dello spazio pubblico. Far capire anche ai miei concittadini che tante volte si lamentano perché magari sono questi un po' ospiti disturbatori, ma io ne sono straconvinto che è anche parte in contraria, che ci sono tanti dei miei concittadini che sono anche abbastanza maleducati nell'andare a gettare delle immondizie un po' dappertutto, e dunque dobbiamo naturalmente attivarci tutti e far capire dove chi è più disponibile anche a metterci la faccia e le mani per andare a raccogliere queste immondizie gettate da tutti.
Rifiuti abbandonati a bordo strada in via del Mozzato a Treviso, a proposito appunto di cittadini poco civili, e abbiamo registrato la protesta dei residenti contro questo fenomeno. Sentiamo. Parliamo per esempio di sacchi di rifiuti abbandonati. Io posso capire che magari restino lì una volta, ma non che restino lì per sempre. Erba alta lungo la via che diventa terreno fertile per nascondere o gettare spazzatura che non viene raccolta, e spesso tocca ai cittadini armarsi di sacchi e pulire i dintorni dei loro palazzi e delle loro case. La denuncia arriva dalla coordinatrice del controllo del vicinato. Non che restino lì per sempre fino a quando noi non chiamiamo la polizia locale, la quale poi fa intervenire e vengono asportati. Cioè bisogna che il quartiere comunque resti, sia pulito, proprio per dare dignità al quartiere stesso e non indurre altri a depositare ancora i loro rifiuti. Qualche giorno fa una squadra è venuta all'interno, qui ha pulito un'aiuola pubblica, anche direi piuttosto un lavoro ben fatto, però si è completamente disinteressata dei bordi tra il marciapiedi o la strada, insomma, e le proprietà private, i bordi. Questo bordo qui ad esempio è stato pulito privatamente dai cittadini, dai proprietari del condominio. Un problema che continua da anni e che persiste soprattutto nei lati stradali dove spesso vengono parcheggiate le auto. L'anno scorso che abbiamo richiesto, per cui sono stati asportati quei sacchi che erano stati depositati da tempo, è vero che serve anche da parcheggio, ma ci vuole tanto mettere il giorno prima dei cartellini in giro come quando si toglie la luce o si toglie l'acqua e dire domani interveniamo qui, per cui non parcheggiate. Sui disagi interviene l'assessore all'ambiente. Ho segnalato a Contarinana questo problema e anche il mio quartiere, sono nato lì vicino, e però particolarmente devo capire se le strade sono private a uso pubblico o qual è la situazione, perché mi sembra strano che esattamente in quella via Contarinana non faccia questo, anche perché tutti gli automezzi di Contarinana sono tracciati con GPS, quindi non avrebbe senso che saltino un passaggio, ma mi sto informando perché ho sentito amici di quella zona, me l'hanno segnalato ed è giusto fare una verifica. Stimolare la crescita del senso civico dei più piccoli, rafforzando il legame tra scuola, territorio ed enti locali. Si è conclusa a Treviso la 12ª edizione del concorso Ama il tuo quartiere. Tanti disegni colorati attraverso i quali 800 bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie del comune di Treviso hanno voluto lanciare le loro proposte su 3 temi chiave del progetto Ama il tuo quartiere, portato avanti da 12 anni dall'associazione Ascoltare per Costruire. Questa edizione proponeva 3 temi. Cosa possono lasciare i bambini più grandi a chi verrà dopo di loro, educazione stradale, valori e inclusione nello sport. Sono emerse molte proposte, molte idee interessanti e soprattutto un grandissimo coinvolgimento dei bambini. Siamo sempre stupiti dal grandissimo entusiasmo con cui i bambini partecipano a questa iniziativa e soprattutto siamo sempre soddisfatti dal vedere con quanto impegno partecipano. Il progetto si è concluso con una mostra dei lavori dei bambini ospitata nel foyer della provincia di Treviso a Sant'Artemio. Sulla carta quindi i desideri dei più piccoli per il proprio quartiere, come la sistemazione del parco di San Giuseppe e di quello adiacente alla Bindoni, la creazione di una panchina colorata con i pensieri degli alunni della primaria Don Milani e la tinteggiatura del cancello d'ingresso per la scuola dell'infanzia di San Paolo, e poi ancora progetti come l'installazione di cartelli educativi per il decoro urbano, la predisposizione di nuova cartellonistica e il rifacimento delle strisce pedonali per il progetto Pedibus. I progetti vincitori del concorso verranno realizzati dal Comune. Rende i bambini protagonisti per far attraverso le loro idee migliorare il loro quartiere, la loro scuola. Loro pensano, progettano e presentano dei progetti che poi l'amministrazione realizza esattamente come loro li hanno pensati e disegnati, e quindi bambini protagonisti del futuro della loro scuola, del loro quartiere, quindi una grande scuola civica che responsabilizza i ragazzi e responsabilizza anche l'amministratore.
E siamo in chiusura di questa edizione, vi ricordo il tema del nostro sondaggio di oggi che è dedicato alle zone rosse, tema che sta suscitando anche parecchie polemiche nelle varie città del Veneto. Zone rosse, misura utile o propaganda, l'argomento del nostro sondaggio. Potete naturalmente esprimere la vostra opinione con le consuete modalità. L'esito del sondaggio verrà poi reso noto nel corso di Ring, in onda in diretta a partire dalle 21. Questa sera ospiti di Christian Arboit saranno il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera della Lega, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, Vanessa Camani del PD, Flavio Tosi di Forza Italia e poi l'imprenditore Yuri Dorian Gray che lancerà un'iniziativa contro il bullismo. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Buon pomeriggio.